Sono state le segnalazioni della banca ad avviare le indagini dei carabinieri che hanno scoperto una grave truffa nei confronti di un'anziana da parte di un 54enne. L'uomo, che gestiva integralmente la vita quotidiana e patrimoniale della 85enne affetta da patologie croniche, è stato arrestato dopo una serie di intercettazioni telefoniche, analisi documentarie, perquisizioni e testimonianze a suo carico. Dovrà ora rispondere dell'accusa di circonvenzione di incapace e uso indebito di strumenti di pagamento. Il 54enne avrebbe sottratto complessivamente oltre 100.000 euro mediante prelievi ed acquisti non autorizzati, tra cui anche un'automobile del valore di 25.000 euro, attraverso bancomat e carte di credito della vittima. Al momento dell'arresto era ancora in possesso di denaro contante, cellulari e carte di pagamento intestate alla pensionata per occultare le operazioni illecite. Portato inizialmente in carcere, per lui il GIP ha convalidato l'arresto in flagranza e disposto il divieto di dimora nel comune di Vicenza. Il procedimento penale è attualmente in corso.